Qui si rischia di togliere tutta la produzione italiana di Safilo perché chiudi Martignacco, svuoti Longarone di significato con 400 esuberi su 900, senza dirci che cosa vuoi fare. Rischiamo che entro la fine del 2024, quando si chiuderà il piano, la produzione italiana di Safilo non ci sia più. La battaglia è prima di tutto per salvare i lavoratori. Tutti vantano un'esperienza pluridecennale non spendibile sul mercato che chiede sempre di più, ma che soprattutto pretende carte d'identità giovani nel paradosso di una provincia costretta a prendere atto di un inarrestabile tracollo demografico. In provincia di Belluno in questo momento si rischia per davvero di mettere una pietra tombale sul lavoro. Questa è una situazione che non possiamo permetterci, ci stiamo attivando in ogni sede. Il giorno 20 abbiamo un incontro in regione, avremo un incontro in Mise, non ci fermiamo qua, faremo i confronti con l'azienda per convincerla che così non va. Vorremmo che se prendesse atto di questa reazione forte dei lavoratori della Safilo, siamo convinti che possiamo comunque attivare qualsiasi tipo di canale di confronto con l'azienda, con le istituzioni, per tentare di dare a questi lavoratori tutte le tutele possibili. La politica è compatta. Ma questa è un'ulteriore crisi dopo quella della CC che stiamo vivendo e quindi credo che questo, subito dopo aver affrontato il momento di emergenza, dobbiamo secondo me aprire veramente un tavolo per il lavoro. Manca una guida e quella guida è la politica industriale che va fatta in questo paese. Qui se ne esce, secondo me, facendo appello alla solidarietà delle altre aziende che in questo distretto siamo. Se noi siamo un distretto non dobbiamo esserlo solo all'esterno, dobbiamo essere anche all'interno. Mercoledì incontrerò ancora l'amministratore delegato di Safilo anche per capire quali sono i reparti poi che verranno chiusi, perché sinceramente buttare lì un 400 esuberi senza poi sapere bene di chi si tratta, chi toccherà, è anche un po' troppo superficiale, quindi mi auguro veramente di riuscire a capire meglio e capire meglio quali sono le strade da percorrere per trovare delle soluzioni.